Presidente, ma perché proprio una storia a fumetti? Ma credo che il fumetto faccia venire in mente subito i giovani. Ed è dedicata soprattutto a loro la storia dell'emigrazione dalla Marca e dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Storie e storie disegnate ma realmente vissute, come per Lucia che nel 63 a 18 anni andò in una Svizzera che a quel tempo non aveva remore a mettere a nudo gli emigranti dal Veneto perché pensava che avrebbero portato la tubercolosi. Fumetti raccolti in un libro, in un'esposizione visitabile al foyer del Sant'Artemio, che coinvolge tutti perché tutti hanno una storia di immigrazione in famiglia. Ogni notte c'era il momento dei ricordi, quindi dal ricordo del viaggio ai primi mesi vissuti in una terra dove non si conosceva la lingua e non si sapeva cosa si andava a fare. Ma accanto a questi emigranti, dal 66, prima da solo e successivamente con l'associazione, c'è sempre stato Don Canuto Toso, anima spirituale di questi trevisani sparsi in tutto il mondo. Fu lui tra i primi a credere del progetto di un fumetto come migliore linguaggio per raccontare la nostra immigrazione alle attuali e soprattutto future generazioni. Il Veneto oggi da terra di emigrazione è diventato terra di immigrazione. Sappiamo bene come i nostri veneti hanno rappresentato un esempio di abnegazione, di rispetto delle regole, e di questo veramente siamo orgogliosi e vogliamo e chiediamo che questo sia un concetto condiviso da tutti, anche da chi viene poi a vivere nella nostra terra. Storie e storie che fanno anche capire come sia molto diversa la nostra immigrazione di oggi. Oggi ci sono dei giovani che cercano di fare nuove esperienze all'estero e sono molto formative, sono momenti di emigrazioni positive, poi qualcuno rientra, chi non rientra comunque tiene alto la bandiera della provincia di Treviso all'estero con risultati di tutto rilievo. Un libro e una mostra che aprono di fatto le celebrazioni per i 50 anni dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Mezzo secolo per riunire storie di valigie di cartone a Catar Fortuna, ancora troppo dimenticate dai libri di scuola. I testi scolastici e i programmi didattici hanno pochissimo spazio dedicato all'emigrazione che nella storia d'Italia ha occupato oltre un secolo di vita.